Chi è Elena Lucrezia Cornaro Piscopia? No. 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 Oggi compie 373 anni, è la prima donna laureata nel mondo e si è laureata qui a Padova. C'è anche una statua dentro al Bo. Non l'avete mai Non lo sapevo, non l'avevo mai visto. Visto. E in quale materia si è laureata? Filosofia. Filosofia, bello. Qualcuno di voi sta studiando filosofia? No, giurisprudenza. No, sinceramente no, non lo so. Dovrei... Sai che è la prima donna laureata qui nel mondo e qui a Padova? No, non lo sapevo. Adesso so una cosa in più, però, grazie. Perfino Google le ha dedicato il doodle della pagina di apertura ricordando la sua nascita 373 anni fa. Elena Lucrezia Cornaro Piscopia studiò tra le mura dell'Università di Padova, è la prima donna laureata nel mondo, figlia di un nobile veneziano. Quando il padre chiese che potesse laurearsi in teologia, il cardinale Gregorio Barbarigo si oppose. Era assurdo che una donna diventasse dottore. Elena Lucrezia però nel 1678 a 32 anni ottenne la laurea in filosofia. Non poté, in quanto donna, esercitare l'insegnamento, ma la sua tenacia fece da apripista. È la prima studentessa dell'Università di Padova che si è laureata all'università. Quindi tu sei una delle poche che lo sa. E non so chi sia, sinceramente. È la prima donna laureata nel mondo e si è laureata qui a Padova. Ah, bene, bene, mi fa piacere. Non lo sapevate? No. Sai chi è Elena Lucrezia Cornaro Piscopia? Oddio. Dovrebbe essere la prima laureata qui al Bo. Purtroppo molti studenti che oggi popolano le aule del Bo non la ricordano, anche se l'università le ha dedicato una statua. Quando si laureò, al pari di un uomo, le vennero consegnati un libro, simbolo della dottrina, un mantello di ermelino e la tipica corona di alloro che ancora oggi indossano i neodottori padovani dopo la discussione della tesi. Sai chi è? È Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. È stata la prima donna a laurearsi. Oltre non vado, scusate, ho appena fatto un esame. Però hai superato anche queste... Grazie. Speriamo che anche l'altro sia andato bene.